Oggi voglio contare un conto che ho vivuto in prima persona su questa questione del suo sequestro moro. Questo è avvenuto il 6 di marzo del 1978, cioè 48 anni da oggi, che quindi questa televisione oggi sono a 20 anni, televisione e radio, e c'è un po' prigionieri politico l'esercito italiano chiamato a leva e in questo momento ma sta in Roma e sa Cecchignola e su ottavo autoreparto misto di manovra. E, e te voglio contare, voglio contare su che è successo a margine, proprio questa via in sa caserma mea, in su quale io come telefonato, poi in leva obbligata, coscritta e accompagnato da una lettera che mi hanno fatto in Sassari che hanno approvato sul carco mentre se ne era iata, ma hanno isolato adesso troppo in fureria, se ne era iata insomma, e poi il suffisso del suo capitano, dello capitano che io come a Pacamare che non è un numero simile, poi non infatti se non me ne vero, la Pacamare capitano Saturno. Eh, e che è successo? Un sequestro di Moro in via Fani è successo a ora del 19, insomma. Però in caserma, questa nuova, di questo evento, che è arrivato insomma verso Saldecche o che qualche cosa, se venite a ischire chi beh, è successo qualche cosa di grave, beh, è successo e chi in questa qualche cosa di grave è stato sequestrato Moro da parte della brigata Ruglia e poi beh, a qualche cosa che non si accompagna bene cara cara vedi questo altro reparto che in realtà è sul genio militare e non mi vai a soldato che in zaino già proprio pronto sinto di un cortile insomma pariamo pronto da partire a carichi in missione non si compagnia attaccare. Insomma, quando la cosa si è scritta bene e che poteva capitare che saremmo stato chiamato a intervenire, questo adesso ottavo reparto del misto di manovra, e tu non reparti non bene so scambio, il CM e il CP che devono servire proprio per trasportare truppe, materiale e tante cose. Sul capitano, minchia cramata intro, capitano Saturno, l'abbiamo sclamato Gai, minchia cramata intro e mi narrata composto, guarda qui è successa una cosa grave, cioè cosa in sardo viene a Sarducchina, laiatissimo, totale per stare cambiando lingua sempre, ma è successo cosa grave e tocca a chi non sponsema a cuore. E io ho parlato mai, scusate, capitano, e te Badde si pone d'accordo con me, così io ho un semplice soldato, no, che è chiamato di obbligo, e te Badde si pone d'accordo con me, te tenente, insomma, su maresciallo, un tenente che vamos a chiamare Detton, vamos a chiamare, ha un nome similare, e si può di accordo che dice, no, non è Gaina, che io la rischio che chiedevano la sua scaglio, come non si manzano, dopo lo scaglio del conti pizzare, non potevo stare in ocche, aspettare che tanto come arrivano l'allarme, super allarme, poi l'allarme, e Gaise Kin, insomma, è per pericolo chi non aspettano di mandare lo scambio al nostro da trasportare. Lo soldato può intervenire, insomma, in tutta Roma. Era fatto io, vabbè. No, no, non è il Gaina che sono capitano. Cioè, in cui si mi stropia assente, in cui non credo che lo soldato al meo, il stroppiato scade sicuri, in cui evidentemente storia in sparatoria, o poi questa confusione che veste si poteva stroppiare assente ed adesso soldato al meo non credo che si mi stroppia te, nessuno. Vabbè, tanto capitano, scusa, resta una cosa, magari urgente, tocca di restare in caserma. No, no,
assolutamente no. Non si ponevamo d'accordo noi e come te anche. Boh, e d'accordo potremmo fare. Raga, baita, tanto comunque colato un bello pacco di ora prima che non scramere. Ma che non cramano, tu arti sul telefono militare, e le naras che non si intende nulla. Tanto vi credere che battono un tutto canto, so voliato, so batta un clima di allerta e di sbandamento. Vi credere, che non si intende nulla, che non ha compreso nulla, che non si intende nulla, e così. Quando capita, ma non si intende nulla sul telefono militare, ma poi non scravano sul civile, non scravano del telefono. Insomma, stessa cosa, tu andare a stessa cosa, non si intende nulla, non si intende nulla e a sapere chi sa confusione chi beste di credere. Appunto, ma non si rispondono mai sul telefono, poi dopo in qualche maniera si pone a comunicare. Un attimo lo conosco già, come te l'ho fatto, prima devo andare il telefax, benché con la tora, cazzo, il telefax, non è che arriva tramite computer o tramite il tecnico fax o così via. No, il telefax è trasmesso sul comando centrale tramite un'ambulanza che è ammannata a questa ambulanza che non papiri scritti, insomma, e non mi sono ordine dell'area. E insomma, che a quest'ora anche già in tutto questo che in Chini già sono che mesa, qualche cosa, forse fino a mezzodia, sono capitano in IE, a pedini staffa, che via a muovere caso scandalo, che Bahia ti sa campagna, che ne sente accudire, insomma. Ma è poi tutto questa cosa. Tu è andato, le donne maniera a che tutto ciò che belde H deve stirare da innanzi fino a salvato nel mese. E che ha salvato nel mese, belde dare la libera uscita a l'autista, cioè l'autista che mi manda di libera uscita e gli potremmo dare la libera uscita e gai non bessini e provano a fare questo servizio. Ma Salvatore al mese l'ha fatto allora, ma sta tranquillo, no? Che arriviamo su, a quest'ora di sicuro, tu è comunque no, che bisogna ordine e tu lo firma il numero mio, no, non potevo firmare nulla, lascialo firmato, insomma, te io firmo a numero e poi mi hanno a cavo posto una firma valsa. Lasciate firmato, scapitare, dopo pure chiamavamo sul tenente, no, il tenente ha detto questa cosa non dovete scrivere nulla, cada lì scrivi sesta, uno militare e se l'arriva a ordine deve obbedire, insomma, non ne potete fare a manco e poi lo soldato nostro e qualcuno riviste occhiata. Insomma, verso che può tornare, non nisco verso forse mezzodì, ragione che mesa, rinche è stampata, insomma. È arrivata la prima telefonata sul telefono militare, dopo qualche quarto d'ora, ne manca, insomma. Prima telefonata sul telefono militare, come ti fa? No, mannate lo capitano, e io ho risposto, non si intende nulla, poi piacere, guarda, non è che ti è successo, ma in questo telefono non si intende nulla, chiaramente in italiano. E niente, sul telefono torna a tancare il telefono niente, con la cornetta, no, naturalmente, e dopo un po' le ore ti dicono una mezz'oretta, quindi che già il mezzodì, forse il mezzodì, qualche cosa, una cosa che l'orario non mi lo sammento a metà bene, arriva sta telefonata sul telefono civile, e io mi sono sul capitano, come mi ha dato ordine, ha poi risposto non si intende nulla, no, che batta qualche cosa che non funziona, ribatte urgenza, mandate il telefax, che no, che non si intende nulla. E dai, intendiamo questo colonnello o che sia di Stato, ma siete qualificato come di colonnello, incazzato, niente che riate insomma, su capitano a
poterio che riate poi comunque chi si gli era dato certezza che lo scambio era pronto, è stato pronto a trasportare la truppa perché devono andare a fare il servizio in de Roma. La cosa pare incredibile, è talmente paradossale, non è così tanto di voi ma a credere, ma vi assicuro che è successa a me. Come mi ha dannato a un certo punto è stato sul tenente, questo l'abbiamo chiamato Detton, l'abbiamo chiamato una cosa sul genere, è stato un numero similare e mi ha domandato che mi è successo, alla parte poi risposto ora sul telefono, hanno telefonato, ma non si intendeva nulla e non lo puoi ponere in comunicazione, non in te querían. Allora, questo ha fatto vinta di nulla, che sta andando, che non quería, ma qui se rompimento delle scatole, insomma. E gai o non gai, credite o non vi credite, insomma, che arriviamo. Paco preso manco, ha salvato qualche cosa, batto il quarto. Si presentano l'autista, il soldato Schipini, che hanno fatto di manna la libera uscita. Io ho distribuito tutto lo papiro che autorizzavano la libera uscita e ho lasciato Kimbe autista in servizio che corso in servizio pro emergenza e non potevano essere devono restare comunque in casa non lo poteva comandare a nessun servizio che ne ordine diverso da parte suo capitano in capitolo meo del potere del Sile. Asa te può spottonare era in stato, salvatelo e 30 chimbe, forse sa schimbe manco un quarto, una cosa del suo genere. E in sa scanzello, che io chiamo la caracca, una sirena di ambulanza arrivando Ughin che viene di guardia hanno visto che di ambulanza militare hanno venuto a Ianna sul cancello e questa ambulanza è sentata intro e in che pene ne due soldati uno vuole essere il maresciallo, una cosa del genere, come ben altro non graduato e uno no, che hanno un papiro in mano che il cane è il capitano. Quando il capitano non che steino, che mi ha lasciato ordine preciso, che tocca a te mobilitare sul CM pro essere a fare il servizio di Roma. No, che ha avuto ordine preciso, ha già distribuito la libera uscita e insomma non sono dato, cioè autista che non solo Kim e questo Kim non lo può anche essere, quindi scala senso di anche essere Kim autista, no che mi resta spettine, quindi che CM mi resta spettine, quindi che ha vinti, perché sono disponibili non è possibile. Hanno parlato di mano sul tenente, caricare sul tenente, poi caricare sul tenente, ma anche il locoro. Insomma, a Saine che hanno fatto arrivare lo scambio da essa un altro autoreparto che Baiata in Civitavecchia. E hanno già dato comunque ordine pure ai corsi e poi gli hanno dato di potenziare lo scambio del ponte, hanno ordinato Paco del ponte a disposizione e quindi hanno avuto lo scambio per trasportare la struppa che poi abbiamo visto che sono arrivati sul cortile dei Soggeni e hanno caricato lo soldato Schipini già che zaino tutta a palla, tutta la via a Concassole insomma noi non solo metà potente comunque vi baiato non solo da dire manca la che era posta questo spoverito in zaino a palla pronto a partire. Siato non siata si incrasa sul giornale minchia crama sul capitano e minare un giornale romano, cioè non riesco manco a vedere, normalmente manchi te giornalisti, minchia crama sul capitano Saturno, l'hanno sclamato Gai, lei che no che ti batte scritto, ti batte scritto. Al visto che ti ha ponato io, che si binestroppiaiata, del corso che sono uscito da Civitavecchia, può compensare la truppa in giro in Roma, che sa confusione che bitti, è andata investita a pare duoso.
non sono stroppiato al metà, ma sono stroppiato. A Japonione io non fa che essere nessuno. Io non capisco nulla, io disse che no, che io sono prigioniero politico, so, e quindi non è incompetenza a me. Tanto prigioniero politico. Tu no che sei militare, soldato, no, no, sei libero, mannato, non sei sino che è costretto. Non mi incanno la porata, se capitale. Se sono libero io mi incanno, non sono in servizio mio, questo non è esercito mio, mica può andare. No, 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 sono prigionieri. E insomma, che in questo regno, che poi questo regno mi lo ha chiata, non si può dire che in cui hanno a fare una trasmissione in Radio Città Futura, in Radio Proletaria e in Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa praticamente in Via dei Volsi, e già radio del brigatista, ecco, cioè noi proprio sul brigatista, sul fiancheggiatore, andiamo, ecco, la parte politica che in qualche maniera sta consumata a salbrigata a Ruia, però mi dai questo permesso di andare a fare questa trasmissione che poi viene a tardi, a sera tardi, insomma, e quindi hai un permesso di girare in caserma, viene a orario, no? Non proprio di regola, insomma, ecco, ma questo, visto che hai un po' questa fiducia che sono capitato, che si è cambiata a scatola, in pratica il suffisso mi resta sul video a mobilitare, a dare permesso, licenza e così via, tutto ciò che mi da parte di un comando. Sia o non sia, insomma, questo muro è successo quello giusto, è successo a parte talmente non verosimile, insomma, che è difficile da credere se qualcuno me lo dia a contare, insomma, avere un pacco di titubanza a credere. Però, siccome io la può vivere tu, volevo che tu contare, insomma, buon sicuro chi è un conto vero, io conosco il capitano, il mio morto, ma forse è arrivato un mezzo da cercare prima, poi ragionare, insomma, di questa cosa particolare che è successa in Roma sul 1978 su 6 de marzo in Sacchegnola ed è preciso il autoreparto misto, ottavo autoreparto misto di manovra. Bene, questo è uno dei tanti scontri che possiamo raccontare, insomma, non legato a scrivere tutto canto a questa persona mia, ma questo come il venito in conca capo, intesa appunto la televisione che oggi è questa ricorrenza adesso 48 anni so, dai su questo modo. Bene, addio a tutti, buon dia a tutti, Vinci TV, buon saluto.